c'era già stata a suo tempo e si è stoppato questo percorso, ma il rischio è che un domani, intanto che ho già automercato, non sia più la società che gestirà questo mercato, e con il rischio che possano venire altri soggetti privati che abbiano magari altri interessi, altri scopi, non quello di tutelare insomma soltanto le aziende locali, il prodotto locale, ma ovviamente fare il proprio business. Mentre appunto superando questo ostacolo della Madia, ma resterebbe la presenza del comune tramite la partecipata SST e dare la possibilità quindi di sviluppare il progetto. Dall'altra parte c'è, anche qua come ha più volte sottolineato Giuseppe, una difficoltà diciamo con alcuni uffici del comune proprio per fare le modifiche, perché ovviamente per realizzare tutte queste attività all'interno del compendio servono delle modifiche urbanistiche. Anche con l'assessore Osti, che appunto è appena arrivata, ma abbiamo già fatto un incontro qui in mercato proprio per cercare di avviare questo percorso, perché se mai si avvia questo cambio della modifica urbanistica, della variante, esatto, scusate, la variante urbanistica non si arriverà mai, o comunque si arriverà sempre troppo tardi per soddisfare le richieste, perché è già successo che alcuni soggetti, tra cui Oppo Veneto, aveva chiesto la possibilità di costruire qui di fronte al mercato un'area di lavorazione, però non essendoci ancora una variante i tempi sarebbero stati talmente lunghi che un privato a questo punto fa altre scelte, cambia località e quindi una perdita per il nostro territorio. Quindi mi auguro insomma che ci sia più presto insomma, questo cambio della variante urbanistica. L'altro discorso che si accennava poc'anzi, sempre di Oppo Veneto, che insomma è un socio importante per Pregio Automercato, e da anni che siamo in trattativa per l'eventuale acquisto di questo capannone che vedete qui di fronte, con l'obiettivo loro di entrare, ecco, forse una cosa che non è stata ben chiarita, loro si venderebbero questo capannone ma per investire poi a loro volta all'interno del mercato di Roma, quindi è un trasferimento che è anche funzionale, perché il radicchio portato di là per poi riportarlo qui all'interno del mercato, visto anche i prezzi sempre più risicati, e non c'è quell'economia necessaria, che invece è lavorare, fare tutta l'attività all'interno del mercato consentirebbe anche all'OP insomma di avere dei margini migliori, e allo stesso tempo permetterebbe una crescita del mercato, perché un investimento all'interno dell'area da parte del privato, come dicevo prima, è importante. L'interesse del comune sarebbe quella di acquisire questo capannone per realizzare proprio il deposito del materiale del comune, come ad esempio l'azienda lavori del comune, perché non so se sapete, ma attualmente abbiamo anche un'altra sede in via Padre Emilio Venturini presso Veritas, che una volta era del comune, che però le amministrazioni precedenti hanno trasferito la proprietà a Veritas, e adesso Veritas da un paio d'anni ha chiesto al comune di liberare l'attuale magazzino, e che quindi il comune deve attrezzarsi a questo punto. Hanno chiesto lo sfratto, la parola è giusta qui. Io cercavo di essere più diplomatico. Ecco, c'è questa situazione, quindi da una parte abbiamo liberato giustamente come deve essere l'altro padiglione che purtroppo negli anni era stato utilizzato in maniera non adeguata. Dall'altra parte da Veritas abbiamo lo sfratto per l'azienda lavori, quindi c'è questa necessità di avere un'area per stoccare insomma, tutto il materiale dell'azienda lavori e di qualsiasi altra, come appunto le solite casette insomma, della saga del pesce, piuttosto che altri materiali. E al momento un capannone insomma, abbastanza diciamo, agevole da fornire dopo, anche da trasformare insomma, come deposito del comune, abbiamo visto che questo qui di fronte al mercato Tondo.
qual è stata la complicazione? La complicazione è che inizialmente si era previsto un percorso con SST che sembrava la strada più semplice, cioè che SST acquistasse il capannone per poi utilizzarlo, o magari poi il comune avrebbe conferito a un servizio ad SST per l'attività della tenda lavori, quindi non più all'interno del comune, ma trasferire come servizio ad SST. Però dal punto di vista finanziario il percorso che era stato iniziato o previsto insomma, non era percorribile, e quindi siamo ritornati recentemente sul percorso che deve essere il comune, con i tempi purtroppo del comune nell'acquistare quest'area. Abbiamo verificato con gli uffici che non è possibile acquistare tramite l'utilizzo dei fondi della legge speciale, e adesso appunto si stanno verificando con l'ufficio ragioneria la possibilità di accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di questo capannone, che ha il vantaggio, ricordo, che sì, è un acquisto importante, ma in realtà ha la duplice valenza, perché chi si trasferirà all'interno del mercato andrà a rivalorizzare il compendio e le attività del mercato, oltre a salvaguardare anche le aziende agricole, perché l'OP, se può dirlo meglio Giuseppe, insomma, aggrega diverse aziende agricole del territorio e opera negli interessi, poi dovrebbe operare negli interessi è strategica la presenza dell'OP. Esatto, anche perché le OP ottengono poi contributi a livello comunitario, quindi proprio per fare l'unica forma, esatto, che loro hanno una forma di avere dei contributi che poi vengono spesi nel territorio, quindi avere un OP importante all'interno del comune di Chioggia è una tutela in più per le aziende del settore. Ecco, io ho questo da dire. Hai detto tanto. Io aggiungo solo una cosa. Il 23 giugno, dopo un incontro che abbiamo fatto in sala conciliare con tutti i dirigenti, praticamente tutti gli assessori, io ribadendo i concetti espressi proprio nell'incontro di metà giugno, ho voluto mettere nero su bianco e ho inviato una lettera al sindaco, agli assessori e ai dirigenti, riferendomi esclusivamente al centro cultura e a tutto il materiale che ancora oggi c'è. Dopo 2 anni noi non possiamo più aspettare, perché l'amministrazione comunale, perché aspettandole creeremmo un danno anche ai soci, perché è un'area impegnata per l'amministrazione comunale per fare il centro cultura. Però prima ho percepito i tempi dell'amministrazione comunale, che a volte non sono i tempi dell'impresa. Noi abbiamo avuto delle richieste informali di occupare quei 1000 metri destinati al centro cultura, e quindi ho intimato, diciamo, dal 1° ottobre mi pagate. Se non mi pagate io faccio un avviso pubblico, perché non possiamo più attendere. Tra l'altro è concatenato il discorso di Oppoveneto, che è socio e che sta attendendo da 3 anni una risposta definitiva per il loro magazzino. Mi ha detto stesso trattamento, quindi sembra quasi un assurdo che l'ente gestore dica alla proprietà, no? SST comunque, che è per me amministrazione comunale, se non fate le cose io vi lascio fuori per questa vicenda del centro cultura, e anche per tutto il materiale. Noi oggi ospitiamo il materiale, l'ASL in maniera informale ha detto non puoi tenere materiale qua che non sia prodotto alimentare, perché per le normative legate alla sicurezza alimentare non è possibile. Se io ti faccio un verbale mi paghi una multa salatissima. Quindi allora io ho detto in maniera molto scherzosa, ma non tanto scherzosa, perché a volte però è significativa, perché poi quando scrivete una frase che viene detta dall'acquistatore unico ha il suo peso. Io se il 1° ottobre non è risolta tutta quanta la questione, le casette le prendo e le porto davanti al comune, le deposito là, oppure come ho chiesto a Mazzaro, a Emanuele Mazzaro, te le porti, visto sono le casette della casa ed è l'esempio, no, emblematico,
nelle casette della sagra del pesce, pesce ittico, e te le porti dentro la sala d'aste del mercato ittico. Perché noi dobbiamo sempre subire, abbiamo subito negli anni, questo mercato è stato abusato, è stato violentato sotto questi aspetti, proprio dalle amministrazioni che si sono succedute. È chiaro che è una forzatura in questo. Io ho ricevuto lettere di intimidazione da parte di qualcuno, no? Perché ho messo i lucchetti, perché non dovevo, sono andato avanti, convinto della ragione di un contratto fatto 14 anni fa e di un obiettivo comune di creare un polo agroalimentare che serve. Durante il percorso ho incontrato persone come Daniele Stecco che hanno capito l'esigenza, però ci si scontra purtroppo con lentezze, con visioni probabilmente anche diverse, però che non hanno giustificazione. Quindi oggi siamo chiamati veramente. Quindi è un monito a questa amministrazione che è in scadenza, no? 1° ottobre forse sarà una settimana prima delle elezioni, però anche a tutti gli altri, a tutte le altre forze politiche. Che uno non si inventi di fare il campo da calcio qua perché non è possibile farlo, no? Non è. Ci hanno provato anche, è stato revocato quella. Cioè, gli uffici dell'amministrazione hanno fatto anche bandi per aggiudicare. Io l'ho sempre avvertito, guardate che è gravissimo sta cosa. Cioè rischiamo di farsi togliere un bene che è destinato a una cosa che tra l'altro a Chioggia non c'è un polo agroalimentare. Quindi nel nostro piccolo possiamo ospitare delle imprese dedicate a questo settore e così si valorizza anche il settore orticolo. Fare una cosa bella, pulita, con un po' di verde, i parcheggi, gli alberi e strutture commerciali, credo che sia un bel biglietto da visita per la nostra città. Questo vabbè, un po' ci siamo instradati. Però l'avviso, Aspetta che mi trovo però la lettera al comune migra a mandare, e dal 1° ottobre agisco. Va bene. Io devo scappare. Grazie.